Cari amici bocciofili, ci tenevo a darvi questo breve messaggio per portare nelle vostre quarantene una voce amica e per aiutarvi in questo difficile momento dove molti di noi stanno soffrendo per le perdite o per la positività al Covid di familiari, di amici, di compagni di squadra. E a questa sofferenza si aggiunge poi anche la malinconia per essere lontano dai nostri campi di gioco. Per chi non mi conoscesse, sono Renato Salvador, chirurgo e ricercatore dell'Università di Padova. Sono tesserato per la bocciofila Dolada di Belluno e sono rappresentante degli atleti nel Consiglio regionale della FIB Veneto. Non sono assolutamente qui per portarvi notizie e scoop sul coronavirus, perché sicuramente dalle televisioni, dai social e dai giornali in queste settimane siete stati sommersi di notizie, di teorie e di previsioni. Sono qui per cercare di portarvi una riflessione diversa, una riflessione di una persona come voi, di un bocciofilo, che nel weekend si toglie quando può questo camice di dosso, veste la maglietta e i pantaloncini della sua squadra e si immerge nei campi di bocce. Dal primo giorno in cui è scoppiata questa bomba, ve lo ricordate, era il 21 febbraio, noi addetti ai lavori abbiamo capito che la situazione era molto più seria di come era stata immaginata e prevista. È vero, forse la gravità non l'hanno capita subito proprio tutti, come staranno pensando molti di voi, ma non è tempo adesso per le polemiche e per i processi, altrimenti rischiamo di perdere energie inutili che dovremmo invece investire in maniera propositiva e costruttiva per creare già da oggi un piano di ripartenza. Noi italiani siamo sempre alla ricerca della polemica, del si poteva fare così, perché non è stato fatto così, chi ha deciso così. Purtroppo è una nostra caratteristica, ma per ripartire questa caratteristica adesso la dobbiamo assolutamente lasciare chiusa in un cassetto. Voglio farvi un esempio. Io faccio il chirurgo qui al Policlinico di Padova, che è uno dei centri di riferimento Covid in Italia. Poche ore dopo il primo decesso padovano per Covid, il presidente della facoltà di medicina di Padova, il professor Merigliano, ha chiesto in maniera volontaria un aiuto per poter, nel miglior e nel minor tempo possibile, eseguire i tamponi alla popolazione del paese di Vo. Vo è stato il primo epicentro del contagio italiano insieme a Codogno. Questo programma di emergenza cosa prevedeva? Prevedeva di andare lì con le tute anticontaminazione a eseguire tamponi a tutta la popolazione e soprattutto il tampone di controllo e visitare tutti i positivi già conclamati. Io e altri miei colleghi, nonostante siamo chirurghi e quindi con le malattie infettive non è che abbiamo molto a che fare, non ci abbiamo pensato un secondo e accompagnati dalla Croce Rossa Italiana siamo andati lì con dei permessi speciali per superare la zona rossa sorvegliata dalle forze dell'ordine e ci siamo andati perché abbiamo capito immediatamente quanto importante fosse questo programma per la ricerca su questo virus, quanto importante fosse per lo studio di un modello di contenimento del contagio, quanto importante fosse per la salute di tutti. E da quel momento abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza di ricercatori per una materia completamente diversa dalla nostra, ma per la quale possiamo essere utili. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché chi meglio di noi bocciofili può capire cosa significa cambiare ruolo per raggiungere un obiettivo. Quante volte un bocciatore per aiutare la sua squadra o la sua coppia si è cucito addosso il ruolo di puntatore per cercare di cambiare le sorti di una partita. Ecco, l'Italia adesso ha bisogno di questo. Per ripartire ha bisogno di industrie come la ditta Veneta, che ha cambiato la sua pelle industriale e ha iniziato a produrre mascherine, o come la Ferrari che si è messa a produrre parti di respiratori per gli ospedali. La nostra nazione adesso ha bisogno che ogni italiano metta a disposizione la sua esperienza, le sue caratteristiche, per superare questo momento drammatico dove i numeri degli infetti, degli eccessi spaventano tutti e serve per ripartire tutti insieme. Ecco, quello che vi chiedo con questo breve messaggio è innanzitutto di seguire le regole che ci vengono date. Capisco che stare a casa è difficile, che siamo stanchi dopo oltre un mese e mezzo, ma è l'unica arma che abbiamo per poter vincere il prima possibile questa guerra. Questo è il compito che vi è stato assegnato per sconfiggere questo killer invisibile. I nostri comportamenti in questo momento stanno scrivendo un pezzo di storia. Vi faccio poi una preghiera. Quando ripartiremo, il nostro mondo bocciofilo avrà bisogno di unità, di tirarsi sulle maniche. Bisognerà capire cosa si può ancora fare in questa stagione e cosa no. Cosa è più urgente ricostruire, cosa sarà invece meglio azzerare per ripartire. E quindi cerchiamo di lasciare per una volta da parte puntigliosità, carattere polemico, visioni critiche, discussioni sterili. Non mettiamoci a litigare per esempio per i passaggi di categoria del 2020, perché non avrà senso. Le bocce avranno bisogno dell'aiuto di tutti i suoi attori, avranno bisogno dei presidenti di ogni ordine e grado, avranno bisogno di gruppi di lavoro specifici, avranno bisogno anche dell'occasionale giocatore della domenica. La nostra federazione, sotto la guida del nostro presidente De Santis,
ha e sta lavorando tantissimo a 360 gradi su tutti i versanti, sia per affrontare questo attuale momento critico di emergenza, ma anche già per il piano di ricostruzione. La nostra federazione avrà bisogno di tutti noi, avrà bisogno che tutti noi ci mettiamo a disposizione in maniera propositiva per affrontare l'inventario delle macerie. La nostra federazione avrà bisogno di bocciatori che facciano i puntisti. La nostra federazione avrà bisogno che tutti i bocciofili italiani siano uniti per ricostruire quello sport di cui tutti siamo innamorati.